Il giovane si sarebbe sottoposto ai prelievi biologici senza opporre resistenza. È stato prelevato il DNA del 27enne favarese Calogero Bellavia, che risulta tra gli indagati nell'inchiesta sull'omicidio dell'empedoclino Carmelo Ciffa. Il 42enne venne assassinato nell'ottobre del 2016 a colpi di pistola in corso Vittorio Veneto a Favara davanti ad un supermercato, e sull'agguato avvenuto il 23 maggio 2017 in via Torino, sempre a Favara, quando il 35enne favarese Carmelo Nicotra scampò alla morte. I due fascicoli erano stati unificati dai PM della DDA di Palermo. All'inizio del mese il GIP del Tribunale del capoluogo siciliano, Guglielmo Nicastro, aveva ordinato il prelievo coattivo dei campioni biologici su Calogero e Antonio Bellavia, quest'ultimo 44enne e cugino del primo. Il prelievo del DNA è avvenuto alla casa circondariale di Caltanissetta, dove Calogero Bellavia è detenuto in seguito all'arresto per detenzione e porto illegale di arma clandestina. L'iniziale diniego al prelievo del DNA è stata una scelta tecnica della difesa del favarese, rappresentata dagli avvocati Salvatore Pennica e Alfonso Neri. Il campione è stato prelevato per essere comparato con le eventuali tracce biologiche rinvenute su alcuni dei reperti trovati sulle scene del crimine, oggetti di accertamenti. Accertamenti che dovrebbero continuare il prossimo 24 maggio presso il laboratorio della Polizia Scientifica di Palermo.